Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Terremoto in Fratelli d'Italia, Manlio Messina lascia il partito, valuterò se restare in Parlamento, dice intanto il presidente Arse Galvagno, indagato per corruzione e peculato, si difende davanti ai probi viri. La bimba morta a Palermo, l'autopsia non chiarisce le cause del decesso, la mamma sentita dai magistrati chiede che gli altri figli vengano affidati alla nonna. A Sant'Elia nel Palermitano scoppiata una rissa, un giovane spara con una pistola a salve e panico tra i presenti. A Catania trovato con 24 kg di cocaina in casa, arrestato in flagranza un catanese di 49 anni. Alla polizia ha ammesso la detenzione ma per conto di altre persone. West Nile, il primo caso a Catania, un uomo di 74 anni originario di Caserta che si trova in città per una visita ad alcuni parenti, adesso è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro. Domani all'anfiteatro di Zafferana Etnea arrivano i Finlay, sul palco i successi di una carriera lunga 20 anni e tutta l'energia del loro punk rock. Calcio, attesa per l'amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City, mentre in Serie C il Catania intensifica gli allenamenti. Bentrovati, la politica in primo piano con il terremoto in casa di Fratelli d'Italia. Ieri Manlio Messina con un secco comunicato ha lasciato il partito riservandosi la decisione di interrompere il suo mandato parlamentare. Sentiamo Eva Spampinato. Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d'Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare. Sono dure e chiare le parole di Manlio Messina, deputato catanese, figura di rilievo del partito fedelissimo meloniano ed ex assessore al turismo della regione siciliana. Un fulmine a ciel sereno, anche se, visto l'impeto e l'assoluto no comment del deputato alla richiesta di una dichiarazione, di sereno sembra esserci solo il modo di dire. La questione poi appare nella sua gravità quando Messina, che non aderirà ad altri partiti né ora né in futuro, prosegue la sua comunicazione con un contenuto ancora più pesante. Nei prossimi giorni valuterò, con senso di responsabilità, se proseguire il mio mandato parlamentare, continuando a sostenere il presidente Giorgia Meloni e il suo governo, oppure se concludere anticipatamente questa esperienza, lasciando anche il ruolo da deputato. La nota si chiude in modo laconico, parla della politica come di una esperienza intensa che ha rappresentato la sua passione e il suo impegno più autentico a cui ha dedicato gran parte della vita. Tutto accade nei giorni caldi di inizio del processo politico davanti ai probiviri del partito, al presidente dell'Ars Galvagno e all'assessore Amata, indagati per corruzione, ma non c'è nessun legame con le indagini, fa sapere l'ex vice capogruppo. Messina, che ha dichiarato di non sentire il presidente del Consiglio da 2 mesi, non è indagato, sebbene sia citato più volte nelle intercettazioni dei magistrati palermitani con lo pseudonimo di Uomo 6. E adesso sentiamo che cosa ha dichiarato il presidente dell'Ars Galvagno proprio all'apertura di quello che si può definire un processo politico. Ieri appunto l'audizione con i probi viri di Fratelli d'Italia, il servizio di Manlio Viola. Si difende davanti al tribunale del suo partito, ritiene di aver chiarito ogni cosa, poi attacca la campagna mediatica al centro della quale non c'è soltanto lui, ma sostiene l'intenzione di far del male a Fratelli d'Italia. Può riassumersi così l'audizione di Gaetano Galvagno davanti ai probi viri del suo partito. Oggi l'organismo di garanzia di Fratelli d'Italia ha ascoltato tanto il presidente dell'Ars quanto l'assessore al turismo Elvira Amata sui 2 filoni della medesima inchiesta che li vede coinvolti e per i quali la Amata ha ricevuto 2 settimane fa circa l'avviso di conclusione indagini, mentre Galvagno lo ha avuto notificato soltanto ieri. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana si è presentato con gli avvocati davanti al tribunale interno del partito. Lo fa sapere lui stesso. È stato un confronto puntuale e rigoroso, dice, a cui hanno partecipato e sono anche intervenuti i miei difensori di fiducia, gli avvocati Ninni Reina e Antonia Lopresti, in cui ho esposto i fatti oggetto degli approfondimenti investigativi, sostiene, dopo un incontro di poco più di un'ora.
Ho raccontato, continua, ogni verità senza tralasciare alcun dettaglio, dissipando quei dubbi legittimi frutto anche di una campagna mediatica che ha cercato in maniera sistemica di nuocere non solo a me ma anche all'immagine del mio partito, aggiunge il presidente. Galvagno punta sulle utilità personali uscite dall'indagine, sulla spiegazione dei 2 episodi di presunta corruzione e sulla scarsa chiarezza del regolamento dell'ARS per spiegare l'uso ritenuto distorto dell'auto blu in ben 50 casi. Il resto starà alle valutazioni dei probi viri. Per sapere se la piccola Maria, morta sabato scorso all'ospedale Bucheri La Ferla a Palermo, sia deceduta per aver ingerito benzina, bisognerà attendere l'esito degli esami istologici, visto che la causa non emerge dai primi esiti dell'autopsia eseguita ieri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. La bambina era stata portata in ospedale in gravissime condizioni dalla madre, che insieme al compagno e il padre della bimba sono stati sentiti in tribunale nel Tribunale dei minorenni, che dovrà stabilire se mantenere i fratellini della piccola nelle comunità alloggio dove sono stati portati la notte della tragedia. Su questo punto la donna ha chiesto che quantomeno i bambini siano affidati alla nonna materna, che ha una casa grande, accogliente, e il tribunale si è riservato la decisione. È stato inoltre nominato un consulente che dovrà fare accertamenti sul telefono della mamma, che sabato sera avrebbe anche cercato di soccorrere la bimba affetta da una grave disabilità e anche da crisi epilettiche. Le escoriazioni al collo della piccola, notate in ospedale, sarebbero proprio state provocate dalla madre nel tentativo di aiutare la bambina, la figlia appunto, a respirare. Un somalo è stato arrestato in Germania per avere sequestrato, torturato migranti e ucciso un bambino, accoltellandolo alla gola perché si sarebbe ribellato al tentativo di violenza sessuale. Una storia gravissima che ci racconta Tonino De Mana. È stato arrestato in Germania un 29enne somalo accusato di aver sequestrato e torturato migranti e di aver ucciso un bambino, suo connazionale, accoltellandolo alla gola perché si sarebbe ribellato al tentativo di violenza sessuale che l'uomo intendeva filmare per indurre i familiari a versare denaro per la sua liberazione. Nei suoi confronti la polizia italiana, unitamente ai colleghi tedeschi, ha eseguito un mandato d'arresto europeo. L'extracomunitario è accusato di associazione per delinquere a carattere transnazionale, omicidio, tortura, sequestro di persona, unitamente ad altri soggetti non ancora identificati. Le investigazioni, avviate nel giugno del 2023 e coordinate dalla DDA di Palermo, sono scaturite dalla denuncia di un cittadino somalo giunto a Lampedusa il 9 giugno 2023 che ha accusato l'indagato come il carceriere e il torturatore in una località libica di Bani Walid. Ad inchiodare il 29enne somalo sono state le testimonianze di alcuni migranti, la localizzazione dell'indagato avvenuta attraverso l'analisi di indirizzi IP alle connessioni di un profilo Facebook, il transito sul territorio italiano e il successivo spostamento in Germania. Andiamo nel Palermitano, a Sant'Elia, una sparatoria durante una serata di movida. È scoppiata una rissa e un giovane ha sparato con una pistola a salve, causando paura tra i presenti. Abbiamo avuto davvero paura, dice una residente. Marco Gullà. Il panico, la gente che scappa, i colpi di pistola a salve, il fuggi generale. Siamo a Sant'Elia, frazione di Santa Flavia, nel Palermitano, un nuovo episodio di violenza che per dinamica riconduce anche a quello che è successo a Monreale 3 mesi fa. Per fortuna le conseguenze non sono le stesse. Un ragazzo ha riportato lesioni sparse su tutto il corpo, per lui una prognosi di 30 giorni. Sembrava una tranquilla serata estiva in questa strada, popolata da ragazzi e turisti. Forse però per un bicchiere di troppo o una parola fuori posto è esplosa la violenza. Scoppia una rissa in cui sono rimasti coinvolti diversi ragazzi, uno dei quali, un 28enne, avrebbe impugnato una pistola a salve e sparato almeno 2 volte. Il panico, come vediamo in questo video, girato da uno dei presenti. Almeno 2 le abbiamo sentiti perché poi ognuno di noi siamo scappati dentro casa e può capire la confusione che c'era qui. Avete avuto paura? Diciamo che abbastanza, perché avevamo la prima intenzione cercare tutti i bambini che qui di solito sono liberi di giocare, perché essendo zona pedonale non passano macchine, non passano motori, quindi comunque i bambini erano fuori che giocavano, chi con la palla, chi con la bici, chi magari si siede in spiaggia. E quindi la prima cosa è stato di recuperare tutti i bambini che avevamo in giro, e tutti abbiamo preso anche bambini di altre persone
per darci una mano tra di noi. I carabinieri hanno già individuato il protagonista del nuovo episodio di Mala Movida, è un giovane di 28 anni che al momento è stato deferito per rissa. Ha detto di aver sparato per difendersi dall'aggressione. Da chiarire ancora il momento e da individuare gli altri protagonisti della rissa. A Catania la polizia ha arrestato un uomo di 49 anni per detenzione di droga in casa nel quartiere Barriera. All'arrivo degli agenti l'uomo ha ammesso ai poliziotti di avere in casa la cocaina, ma per conto di altre persone. Risultato della perquisizione: il ritrovamento in una stanza da letto di ben 23 panetti di cocaina per un totale di 24 kg di droga, suddivisi tra un divano, dove sotto alcune buste di colore nero e alcuni indumenti è stato rinvenuto un borsone con 8 panetti rettangolari con un logo raffigurante un'anatra. Altri panetti erano in un armadio in legno facente parte dell'arredo della stanza da letto. Un'imprenditrice vittima di usura. Sono 8 gli indagati, tra loro anche dei parenti della donna. L'indagine dei carabinieri: nel palermitano i tassi pensati arrivavano fino ad oltre il 1000% annuo. Orazio Longo. Parenti e guardati, mutuando un vecchio adagio, un'imprenditrice di Termini Imerese in provincia di Palermo è stata vittima di usurai, tra loro anche alcuni insospettabili familiari, uno zio e un cugino. Le indagini si sono sviluppate tra il settembre 2022 e l'agosto 2024 e hanno permesso di individuare una fitta rete di soggetti, appunto insospettabili, almeno dalla vittima, che concedevano prestiti a tassi usurari compresi tra il 60 e il 1029% all'anno. La donna doveva fare fronte a debiti pregressi ed è entrata in un circolo vizioso che non le ha lasciato scampo. 2 degli 8 indagati sono fratelli napoletani e uno di loro è già detenuto per altri reati. Proprio quest'ultimo, mentre si trovava in carcere, ha minacciato telefonicamente la vittima per indurla a saldare il proprio debito con un tasso usurario del 73% annuo. L'altro fratello libero ha minacciato l'imprenditrice di impossessarsi di 2 sue auto. Nelle indagini sono coinvolti anche uno zio e un cugino della vittima. Questi, approfittando dello stato di necessità in cui versava la loro congiunta, le hanno elargito un prestito di 10.000 euro, facendole credere che il denaro provenisse da pericolosi usurai del Messinese, che volevano restituita la somma con tassi di interessi pari al 60% annuo, ma in realtà gli usurai erano proprio i suoi parenti. Dopo l'interrogatorio davanti al GIP sono state emesse 8 misure cautelari con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con accuse a vario titolo di usura e tentata estorsione. E adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo del West Nile che è arrivato a Catania. Quali sono i sintomi? Febbre alta, 41 gradi e mezzo, problemi alla vista. Si è proprio presentato con questi sintomi un uomo di 74 anni originario di Caserta che si trova in città per una visita ad alcuni parenti al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, accusando appunto anche vista sdoppiata. I medici hanno proceduto ai controlli di routine, analisi e visita oculistica, ma erano già chiari i sintomi da contagio West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare. L'uomo, immunodepresso, è attualmente ricoverato in terapia intensiva nel reparto di rianimazione, costantemente monitorato, come confermato dallo stesso ospedale Cannizzaro. Adesso ci fermiamo e poi torniamo per andare a Catania. Nasce un osservatorio sui beni confiscati. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, nasce a Catania l'osservatorio sui beni confiscati alla mafia per incentivare l'utilizzo a scopi sociali ma anche per monitorare la gestione successiva. 150 quelli a disposizione dell'amministrazione. Lorena Dolci. C'è un supermercato confiscato alla famiglia Santa Paola e ristrutturato con fondi europei che diventerà un supermercato per famiglie meno abbienti. Oppure il chiosco bar che l'associazione Talitacum di Librino trasformerà in un centro contro la dispersione scolastica. Sono solo alcuni esempi del riutilizzo sociale dei beni confiscati, con una mafia sempre più imprenditoriale che non solo uccide e minaccia ma soprattutto investe, è lo strumento più efficace. Catania ha istituito l'osservatorio comunale sui beni confiscati
confiscati alla mafia, 150 quelli disponibili. Nei giorni scorsi la prima riunione con i rappresentanti del terzo settore, enti e associazioni, con l'obiettivo di riassegnarli alla comunità sotto forma di servizi. Possono essere servizi per i giovani, possono essere servizi contro la lotta alla dispersione scolastica, a favore delle donne vittime di violenza. Noi stessi abbiamo tanti progetti in cantiere anche a supporto dell'emergenza abitativa. Ma il ruolo dell'osservatorio continua anche dopo. Avrà il ruolo di sentinella, perché in realtà non basta essere vigili nell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia, ma occorre esserlo anche dopo l'assegnazione, proprio per evitare un uso distorto. Adesso alla musica, domani arrivano i Finlay all'anfiteatro di Zafferana Etnea con il loro tour Tutto è possibile. Eva Spampinato. Zafferana Etnea si prepara ad una serata all'insegna del rock e dei grandi ricordi. Sabato 2 agosto alle 21 all'anfiteatro Falcone Borsellino, nel cartellone del Wave Summer Music arrivano i Finlay. Porteremo la nostra festa, perché in ogni concerto portiamo la nostra energia, la nostra adrenalina. La band lombarda, Pedro, K, Dani e Ivan, è pronta a scatenare il pubblico etneo con l'energia che li ha resi un simbolo della scena pop-punk italiana degli anni 2000. Sarà un momento per tornare in un momento della nostra vita, sia nostra che di tutti coloro che ci saranno, un momento felice in cui eri felice e non lo sapevi. Abbiamo vissuto un'adolescenza veramente spensierata rispetto magari alle ultime generazioni, che sicuramente vivono un periodo un po' più disilluso, un po' più cinico e un po' con meno speranza. Noi abbiamo raccontato un po' quello che era lo specchio della nostra epoca. Nati tra i banchi di scuola e lanciati da Claudio Cecchetto, i Finlay hanno conquistato dischi di platino e premi internazionali. Ora sono tornati con un progetto che mette al centro sempre la musica suonata, ma anche tanti featuring. Cercando di ritrovare quella purezza, ma con gli strumenti che abbiamo acquisito nel tempo, l'esperienza, anche con delle sonorità più attuali, e facendoci accompagnare in questo viaggio da un sacco di musicisti, di artisti, di cantanti, 14 featuring, personaggi dei quali noi avevamo il poster in camera e l'abbiamo raccontato più volte, alcuni dei quali invece avevano il nostro poster nella loro camera. Ci fermiamo e tra poco il calcio. E siamo al calcio, cresce l'attesa per l'amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City. In Serie C il Catania intensifica gli allenamenti a Norcia, mentre Trapani e Siracusa pensano a completare gli organici. Sergio Colosi. Il Palermo ha salutato la Valle d'Aosta e da lunedì si ritroverà al centro sportivo di Torretta per la ripresa degli allenamenti. Sarà una settimana speciale per i rosanero, vicini al portiere Klinsmann e in attesa della sfida notturna del 9 agosto, da tutto esaurito, contro il Manchester City. Da oggi pomeriggio in vendita altri biglietti in tutti i settori. Ultimi giorni di ritiro a Norcia per il Catania, diviso tra preparazione e mercato, definiti i date e orari delle prime 7 giornate di campionato. Esordio il 24 agosto alle 21 al Massimino contro il Foggia, sabato 30 alle 18 trasferta a Cava dei Tirreni, di sabato anche il turno successivo, il 6 settembre alle 20:30 al Massimino contro il Monopoli. Cosenza Catania alla quarta giornata si disputerà domenica 14 alle 15, 3 gare in 9 giorni tra la quinta e la settima d'andata. Sabato 20 alle 17:30 al Massimino con il Sorrento, derby a Trapani alle 20:30 nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 e domenica 28 settembre alle 17:30 trasferta a Cerignola. Sul mercato attesi rinforzi a centrocampo con Andrea Vallocchia obiettivo numero 1, anche se la Ternana gioca al rialzo, e in attacco per una prima punta di spessore che raccolga l'eredità di Inglese. Prossime mosse: completare il tesseramento e ufficializzare Martic e Corbari e la rescissione con Peralta vicino al Foggia con il Crotone alla finestra. Prime 2 partite di campionato in notturna alle 21 per il Trapani, sabato 24 agosto a Casarano, domenica 31 al Provinciale contro il Latina. Per la difesa piace l'ex Mattia Caldara, weekend di riposo per i Granata rientrati da ritiro di Troina. Sarà un agosto ricco di novità per il Siracusa, chiamato a strutturarsi per una salvezza
tranquilla, contratto biennale per l'ex Messina Filippo Damian. Da lunedì allenamenti a Canicattini, esordio in C lunedì 25 agosto in notturna a Salerno. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14. Vi lascio adesso alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Orazio Longo.